Sarò breve nelle risposte, salvo una. Dunque, cominciamo dalle scie chimiche, è stato chiesto. Non so quanti di voi sanno cos'è il problema delle scie chimiche, ma lo riassumo in poche parole perché io sono tempestato via mail da decine e decine di persone che mi chiedono la stessa cosa. Ci sono le scie chimiche? Sì, ci sono delle scie chimiche. Non hanno niente a che fare con un altro progetto militare che si chiama progetto HARP, che è in atto, è un progetto militare che la Commissione europea ha considerato, il Parlamento europeo ha considerato altamente pericoloso perché lo ha studiato attentamente nel 2003, prima che io diventassi deputato, poi mi sono fatto dare tutti i dati. Esiste un programma militare americano con sede in Alaska che sta facendo esperimenti che il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato numerosi esperti, ha considerato altamente nocivi o comunque suscettibili di gravi pericoli di modificazione dell'ambiente naturale, perché bombardano la ionosfera, cioè a 360 km di altezza sopra le nostre teste, con diciamo così, frequenze, raggi ad alta frequenza, di cui non si sa che cosa vogliono fare. Ripeto, è stato accertato che è un programma militare segreto, che può comportare gravi modificazioni, secondo il giudizio della Commissione europea, nei confronti dell'ambiente naturale, soprattutto della protezione dei raggi cosmici. Questo è il programma. Abbiamo chiesto, o meglio, gli europei hanno chiesto agli americani di interrompere questi esperimenti, non è venuta nessuna risposta. 2 deputati nel 2004, all'inizio del 2004, hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire. La Commissione europea si è rifiutata di dare risposte dicendo che non ha le informazioni sufficienti, la Commissione. E siamo fermi qui, siamo nel 2008, questi esperimenti sono in corso e non sappiamo che cosa producono. Per quanto riguarda le scie chimiche, è in atto una discussione, perché nei nostri cieli e nei cieli europei, e io stesso sono stato testimone a più riprese di osservazioni di questo genere anche sul cielo di Bruxelles, avendo l'ufficio all'ultimo piano, in certi giorni si guarda il cielo e si scopre che ci sono, fateci caso anche voi, sarà utile tra l'altro se qualcuno di voi ha delle informazioni me le faccia sapere, ci sono aerei che viaggiano però a altezze tra i 10 e i 12 mila metri, che non si sa che aerei siano, non si è ancora potuto appurare se sono aerei militari o meno, che viaggiano nel cielo lasciando strie che hanno una lunga persistenza, non se ne vanno, cioè dopo pochi minuti, non sono, secondo ogni probabilità, scie di condensa, ma sono proprio scie chimiche. In alcune zone dell'Italia sono state fatte le rilevazioni sul terreno, scoprendo che dopo l'apparizione delle scie chimiche sulle coltivazioni agricole compaiono sali di bario, sali di alluminio, che secondo alcune valutazioni, ma sono valutazioni, discenderebbero da queste scie chimiche. Cosa servirebbero queste scie chimiche? Secondo alcune interpretazioni servirebbero per fare esperimenti sulle comunicazioni radar, radiofoniche, telefoniche, televisive, eccetera, eccetera. Cioè, in poche parole, servono a creare uno schermo su cui i raggi si rifraggono e serve per le comunicazioni. Sono tutte questioni da chiarire. Io ho messo in piedi recentemente un gruppo di lavoro, di ricerca, che dovrebbe fare lo stesso lavoro più o meno che ha fatto il gruppo dell'11 settembre, cioè andare a studiare il problema, confrontare con gli esperti, ce ne vuole numerosi, e scoprire che cosa servono questi esperimenti nucleari, esperimenti militari, con la presunzione, lo dico con tutta franchezza, che siccome io non mi fido della gente che fa esperimenti scientifici, perché sappiamo ormai che durante la fase atomica in America e anche in Russia si facevano esperimenti con le armi atomiche sulla popolazione civile senza rendersi conto dei danni che avrebbero provocato, credo che dobbiamo anche qui sapere, difenderci, tutelare la salute dei cittadini e sapere che cosa si sta facendo sopra le nostre teste. Quindi la risposta è: il progetto HARP esiste, è un progetto militare ritenuto altamente pericoloso dal Parlamento europeo. 1. Le scie chimiche non le ha ancora indagate nessuno, le stiamo indagando, non appena avremo ottenuto un risultato vi diremo che cosa ne pensiamo, perlomeno vi dirò che cosa ne penso io. E naturalmente conto di fare un'iniziativa parlamentare non appena avrò raccolto sufficienti informazioni. Oggi la nuova resistenza in cosa consiste? Ecco l'appello ai giovani.
di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato, di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè oggi ci vuole due qualità, a mio avviso, cara amica: l'onestà e il coraggio. L'onestà. E quindi l'appello che io faccio ai giovani è questo, di cercare di essere onesti. Prima di tutto la politica deve essere fatta con le mani pulite, non ci possono essere, se c'è qualche scandalo, bravo Sandro, se c'è qualcuno che dà scandalo, se c'è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato senza discussione.